122esimo Consiglio Nazionale Fabi, una 2 giorni molto intensa e ricca di eventi con un parterre d'eccezione. Sotto i riflettori i principali esponenti del mondo ABI, il presidente Antonio Patuelli, il direttore generale Giovanni Sabatini, gli ultimi 2 responsabili del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro, Francesco Micheli e Alessandro Profumo, e quello attuale, Eliano Omar Lodesani. Sul palco della Fabi anche importanti banchieri come Carlo Messina, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo, e infine fari puntati anche sul mondo BCC con Marco Vernieri, responsabile relazioni sindacali di Federcasse. Dibattito animato dagli immancabili interventi dei delegati sindacali che sono arrivati da tutta Italia per confrontarsi con la segreteria nazionale e una foltissima platea. A moderare e condurre le tavole rotonde e i question time il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, e famosi giornalisti come Nicola Porro, vice direttore del giornale, per un'analisi accurata del settore. Un settore, quello bancario, colpito dai recenti scandali e ferito dal risparmio tradito, che ha minato la fiducia dei clienti. Un settore che mai come adesso ha bisogno di un sindacato forte, determinato e agguerrito. Oltre 1500 dirigenti sindacali in sala per discutere sul futuro del settore bancario all'indomani delle fusioni, del ciclone Brexit e dei recenti scandali di risparmio tradito. Un Consiglio nazionale che ha preso il là dalla rappresentazione teatrale a cura di Pino Strabioli con Riccardo Pieretti e Rossella Brescia, la vera storia dei crack bancari. Una maniera originale per introdurre il discorso delle responsabilità nella gestione del settore. Chiediamo oggi ad ABI e Federcasse un contributo per uscire da una situazione che, se gestita male, comprometterà il buon lavoro di tanti anni, ha detto Sileoni. Se le aziende del credito proveranno a dare il via alla stagione dei licenziamenti, reagiremo con forza, così come abbiamo già fatto durante l'ultima vertenza del contratto nazionale, con scioperi e mobilitazioni. Numerosi e di peso gli ospiti intervenuti nella giornata di apertura dei lavori, che è stata inaugurata con la relazione del segretario nazionale Mauro Morelli e ha visto gli interventi del direttore generale di ABI Giovanni Sabatini e del vice direttore del giornale Nicola Porro. Poi gli ultimi 3 presidenti del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI, Francesco Micheli e Alessandro Profumo, e l'attuale presidente Eliano Omar Lodesani, invitati a discutere sul futuro delle relazioni sindacali di settore con la tavola rotonda Chi ha salvato la contrattazione? Una storia di relazioni, punti di vista, aneddoti e retroscena di 10 anni di attività sindacale. Confronto dal quale è emersa l'urgenza di creare un fronte comune banche e sindacati per gestire il cambiamento. Nicola Porro a moderare la discussione, alla quale hanno preso parte anche Sileoni e i giornalisti Nicola Capodanno, ANSA, e Anna Messia, Milano Finanza. Sul tavolo il tema dell'evoluzione delle relazioni sindacali di settore dopo le pesanti ristrutturazioni degli ultimi anni. Diversi punti di vista e le ricette suggerite, ma comune l'obiettivo, quello di rimettere in piedi il settore bancario alle prese con sofferenze e tassi ai minimi. Al centro del dibattito il Fondo di solidarietà, portato da 5 a 7 anni con il decreto governativo su cui il governo ha posto la fiducia alla Camera, il nuovo codice etico sul risparmio promosso dai sindacati e l'impatto del digitale. Sileoni ha messo in chiaro che il sindacato non accetterà il tentativo delle banche di far pagare ai lavoratori la crisi di settore. Gli strumenti ci sono. Con il contratto nazionale firmato lo scorso anno ci siamo inventati strumenti come il Fondo per la nuova occupazione e i meccanismi di solidarietà espansiva e difensiva, ha detto Sileoni. Stiamo studiando poi la possibilità di creare un ente bilaterale, ma oltre non possiamo andare perché significherebbe avvallare i licenziamenti. I gruppi bancari utilizzano solo il 50% degli strumenti che abbiamo messo a disposizione. Si è quindi parlato dell'online e del codice etico. Sul primo argomento il leader della Fabi ha denunciato che ad oggi il sindacato ha più volte chiesto un confronto in ABI e nelle aziende, anche nell'ottica di creare nuovi mestieri e professionalità. Sulla vendita responsabile dei prodotti finanziari, infine, i sindacati hanno da poco avviato con ABI un confronto per arrivare a un accordo sul tema. Qual è la ricetta ABI per affrontare concretamente l'ondata di scandali e lo spettro del risparmio tradito? Quanto conta avere un codice etico, secondo lei? Secondo me non ci sono ricette, gli scandali purtroppo nascono da comportamenti non adeguati, non sui valori. Il codice etico, che io chiamerei più codice dei comportamenti, può essere importante se riusciamo insieme alle organizzazioni sindacali a tracciare un percorso che sia un percorso che ci porti in un modo o nell'altro a far rispettare le regole, che sono già tantissime che abbiamo nel mondo bancario. È importante il comportamento, la relazione col cliente, e non solo conquistare la fiducia ma mantenerla, questo è fondamentale per noi. E come si può ottenere questo?
facendo in modo che tutti noi ci comportiamo in maniera tale per cui sia per il cliente, sia per le nostre persone, sia per le nostre aziende il tutto funzioni. Noi parliamo sempre di scandali, ma il 99,9% delle relazioni che facciamo con il cliente sono relazioni sane. Lì dobbiamo vedere alle buone pratiche. Se vediamo le buone pratiche credo risolveremo tutto. Le sembra che la nuova presidenza Lodesani sia in continuità o in discontinuità con la sua, e che valutazioni si sente di fare sulla crisi, soprattutto di fiducia, che stanno subendo il settore e la categoria? Con i colleghi di Banca Intesa abbiamo lavorato molto bene durante la fase del rinnovo del contratto. Sono sicuro che Omar Lodesani sta proseguendo il lavoro che avevamo impostato insieme quando abbiamo sottoscritto l'importante contratto nazionale. Sulla crisi di fiducia, intanto secondo me la crisi di fiducia non è verso i colleghi, è più verso il settore bancario, fondamentalmente per i problemi connessi alla capitalizzazione, al capitale delle banche stesse e al fatto che le nuove regole sono state introdotte senza un periodo di grazia, cioè abbiamo visto quello che è successo con le 4 banche e i risparmiatori si sono trovati profondamente disorientati. Io credo che il settore poi è sotto pressione perché i tassi bassi, i cambiamenti di comportamento, insomma tutte le cose che ci siamo detti quando rinnovavamo il contratto purtroppo sono ancora più pesanti di quanto non ci aspettassimo allora, e quindi la redditività del sistema bancario è sotto pressione in un modo spaventoso. Tutto questo richiede la necessità di essere molto innovativi nel guardare al futuro. Il settore sta affrontando un momento particolarmente difficile. Fosse ancora nel nostro giro, quale sarebbe la sua priorità? Ma non è difficile. Produttività, efficienza e occupazione, e quindi occupabilità. Credo che queste siano le priorità. Sul resto credo che se ne stia parlando abbastanza, quindi sulla criticità del momento e su quante entità in questo momento sono preoccupate di dare continuità agli interventi rispetto ad un settore che ovviamente manifesta qualche, io la definisco, perplessità. Quali affinità e quali differenze tra il suo precedente incarico nel mondo del credito, appunto, e quello attuale in Telecom? Anche questo è facile, non c'è nessuna differenza. Anche in Telecom le questioni e i problemi da affrontare sono gli stessi del settore. Ci sono analogie e affinità incredibili. Siamo sulle stesse priorità. Lei rappresenta un po' la memoria storica. Com'è cambiata la contrattazione in questi anni? È cambiata perché cambia il contesto. Io credo, come tutte le cose, se si pensa che ci sia un modello, quello giusto per tutti i tempi, per tutte le stagioni, è ovvio che non è così. Ci si deve adeguare alle situazioni, cambia il mondo, cambiano i confronti, cambiano le problematiche. L'importante è avere la volontà di mantenere le relazioni industriali al centro della situazione, perché questo è il profilo fondamentale, per cui evidentemente è cambiato. Devo dire che però lo spirito costruttivo che fa parte del nostro settore, e lo dirò oggi anche quando farò il mio intervento, è rimasto, credo, invariato. Con una Fabi, che mi fa piacere dirlo, è un elemento di stabilità delle relazioni industriali del settore, e questo gli va dato assolutamente atto. Come intende ABI contribuire alla gestione della crisi che sta vivendo il settore? Il settore di riflesso vive la crisi europea di mancanza di crescita, e quindi l'obiettivo prioritario anche per l'associazione è promuovere la crescita in Europa e in Italia. Uno dei problemi che oggi vediamo è che l'incertezza del quadro normativo, l'eccesso di regole che cambiano continuamente i requisiti patrimoniali sono un freno a che le banche svolgano il ruolo fondamentale di finanziare l'economia, le imprese, le famiglie e quindi la crescita. In questo contesto l'ABI svolge il suo operato in sede nazionale e ancor di più in sede europea per arrivare a un quadro regolamentare stabile che sia coerente con un obiettivo di crescita. Massima incertezza, e non solo per il settore bancario, lavori che cambiano ed evolvono, la tecnologia che avanza, l'esigenza di fiducia ed esperienza allo sportello. Che cosa si aspetta un cliente?
Si aspetta quello che uno ottiene dalla tecnologia. La tecnologia è molto veloce, è molto programmata e molto standardizzata, quindi quelle robe lì ce l'ho già sulla tecnologia. A casa io posso fare un bonifico in un secondo. Il tema vero è che dallo sportello, comunque dall'uomo, dall'essere umano, ho bisogno di qualche cosa di più, ho bisogno della consulenza, ho bisogno dell'aiuto, ho bisogno della facilità, ho bisogno dell'assistenza nei confronti delle persone che non sono molto addette alla tecnologia. Guardi, io oggi per mettere una password su una piattaforma di un marketplace devo farla almeno 10 volte perché vogliono una lettera maiuscola, la lettera minuscola, il codice, il controcodice. Dopo che ho messo la password mi chiedono per 6 volte delle domande, qual è il tuo cane, qual è la tua moglie, qual è il tuo anniversario, quali sono domande di controllo. Voglio dire, questo ci sta per la sicurezza, però se l'uomo e se la tecnologia è così ridondante, l'uomo può essere la parte carina della tecnologia, la parte software della tecnologia, quindi sarà sempre indispensabile, soprattutto quando si parla di denaro. Tantissimi interventi dei delegati il secondo giorno. Ognuno ha preso la parola per trasmettere ai colleghi in sala e alla segreteria nazionale sensazioni, riflessioni e suggerimenti sul lavoro da portare avanti in questa delicatissima fase del mondo del credito. Al microfono si sono alternati con passione e determinazione, persone che ogni giorno a contatto con i lavoratori hanno tra le dita il polso febbricitante del settore e lo sanno raccontare. Doppio ring subito dopo gli interventi con moderatore Federico De Rosa del Corriere della Sera. Il primo tra Marco Vernieri, responsabile del servizio relazioni sindacali di Federcasse, e Luca Bertinotti, segretario nazionale Fabi. Un serrato confronto sul mondo BCC all'alba di un contratto che tarda ad arrivare, un settore a parte rispetto ad ABI ma altrettanto importante con peculiarità da considerare, sempre nell'ottica però di un quadro generale di tutele e garanzie per i lavoratori. A che punto siamo con il contratto BCC? Quali sono i nodi da sciogliere ancora? Allora, il confronto si è aperto già dal metà maggio, adesso abbiamo fatto già 2 incontri, uno è programmato per l'inizio di luglio. Il contratto è solo però uno dei 2 aspetti che abbiamo sul tavolo, nel senso che questo non è un rinnovo ordinario, è un rinnovo straordinario perché ovviamente dobbiamo mettere le basi per affrontare il percorso di riforma del nostro sistema. Quindi il tema della sostenibilità, dell'evoluzione del credito cooperativo devono essere in qualche modo affrontati anche con il rinnovo del contratto, altrimenti rischieremmo di dedicare solo alla parte ovviamente ordinaria una tornata che invece ha altri contenuti importanti, su tutti salvaguardia e tutela dell'occupazione. Il secondo match ha visto sul palco Carlo Messina, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo, Sileoni e Mauro Bossola, segretario generale aggiunto Fabi. Un vivace dibattito in cui il leader della Fabi ha chiesto al capo della più grande banca italiana di farsi promotore anche all'interno di ABI di un nuovo modello di banca che punti sulla consulenza e sul recupero di attività e rimetta al centro i lavoratori, riqualificandoli, creando nuovi mestieri e affrontando il tema dell'online. Quindi la dura presa di posizione contro il bail-in, lo scetticismo sugli aiuti di Stato e la questione Brexit, la percezione delle sofferenze e il futuro del settore. Brexit continuerà ad avere impatti negativi sulle banche italiane, ci aspettano nuove fusioni, ricapitalizzazioni? Ma comunque non dipenderanno da Brexit se ci saranno fusioni e altre operazioni. Io vedo Brexit come un elemento che ha un impatto sulla volatilità dei mercati finanziari, ma certamente è destinata a esaurirsi nel corso delle prossime settimane, mentre gli impatti sull'economia reale non saranno così significativi. Per quanto riguarda il settore bancario ci sono considerazioni strutturali, in particolare sulla necessità di ridurre le sofferenze delle banche che vanno oltre la Brexit. 122esimo Consiglio nazionale che si è concluso con l'attesissimo faccia a faccia con il presidente di ABI. Al centro del palco Sileoni e Patuelli, di fronte a loro il tema della crisi delle quotazioni bancarie, delle regole europee da rivedere, ma anche più in particolare dei recenti casi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza e delle 4 banche risolte, Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti. Il leader della Fabi Sileoni ha più volte incalzato il numero 1 di ABI chiedendogli di esporsi e Patuelli ha ceduto. Per la gestione dei circa 1000 esuberi nelle 4 good bank c'è il contratto nazionale, ha detto, rassicurando il leader Fabi sull'applicazione degli ammortizzatori sociali di categoria, dopo che Nicastro, presidente delle 4 good bank, nell'ultimo incontro con i sindacati ne aveva messo in forse la completa applicazione. Patuelli ha infine ribadito la sua posizione di forte critica alla direttiva sul bail-in, auspicando che in Italia non venga applicata per le famiglie ma solo per i grandi investitori istituzionali. Quanto al codice etico proposto dai sindacati a tutela dei risparmiatori e dei lavoratori, Sileoni ha dichiarato con forza che dovranno essere previste sanzioni per le banche inadempienti.
L'ABI è l'associazione delle banche italiane. Che cosa può fare per tutelare le banche che operano correttamente e metter fuori o segnalare quelle che invece infangano il settore e quindi creano anche un danno reputazionale all'associazione stessa che lei rappresenta? Noi collaboriamo attivamente con le autorità di vigilanza, che sono quelle titolate ad avere i flussi informativi quotidiani dalle banche e che hanno la possibilità di fare ispezioni, di acquisire documenti, notizie, ma li debbono tenere riservate per loro, eventualmente per le autorità giudiziarie, e non le riversano a noi, perché noi siamo un'associazione privata di banche private, la cosiddetta Confindustria delle banche. Se c'è un'azienda di ogni genere che non si comporta bene, lo sanno le autorità di vigilanza, lo sanno i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza, da noi la Banca d'Italia, Consob e l'Antitrust. Noi siamo i più infastiditi delle violazioni delle regole laddove ci fossero, laddove ci possono essere, perché poi l'unico comparto merceologico italiano nel quale, se un'azienda, un'impresa va male, debbono intervenire le altre banche, cioè i concorrenti, è appunto quello bancario. Non c'è altro settore merceologico in cui i concorrenti debbono intervenire per prevenire o per salvare un concorrente. Into the fire, come on,